Buonasera a tutti, sono le 21:30 e puntualmente cominciamo questa diretta che poi è la prima di un nuovo ciclo. Scusate un attimo che tolgo l'eco in cuffia, ecco fatto, mi dava un po' di fastidio. Saluto tutti coloro i quali sono sulla pagina Facebook dell'Accademia della Lingua Siciliana per seguire questo incontro dal titolo Tutela delle lingue storiche. Ehm, Rimettiamo un po' il cartello, ecco, problemi, prospettive e criticità. E abbiamo con noi in studio il presidente dell'Accademia Napoletana che subito vi presento, Massimiliano Verde. Ciao Massimiliano, benvenuto. Ciao carissimo, buonasera a tutti quanti voi, onoratissimo perché quando si parla di lingua siciliana si parla di un patrimonio veramente dell'umanità e detto da un napoletano, insomma, Bene. è un onore essere con voi, grazie. Grazie di aver accettato l'invito. E allora, di cosa parleremo stasera? Il titolo, che parla appunto di lingue storiche, ecco, vediamo cosa vuol dire, cosa volevamo dire con lingue storiche. Volevamo dire lingue delle minoranze storiche, quindi minoranze linguistiche storiche che esistono nel territorio dello Stato italiano e sono delle minoranze che in effetti hanno una certa tutela. Vediamo subito un cartello e lo leggiamo assieme. La Repubblica Italiana innanzitutto già nella Costituzione italiana, all'articolo 6, tutela le minoranze linguistiche. Recita l'articolo 6, come possiamo leggere assieme, la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. E cosa succede? Si è dato corso a questo articolo della Costituzione italiana con una legge un po' fatta in ritardo, perché dobbiamo arrivare al 1999 con la legge statale numero 482 per appunto normare questa materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Ma cosa è accaduto? È accaduto che questa legge purtroppo non ha tutelato tutte le lingue delle minoranze linguistiche presenti nel territorio dello Stato italiano. Vediamo assieme quali sono state le lingue fortunate, tra virgolette, e quelle invece che purtroppo non si sa perché, tra l'altro, non hanno ricevuto alcuna tutela. Vediamole assieme. La legge 482, innanzitutto l'articolo 1,1 recita che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano. E poi al comma 2 dice la Repubblica valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana e promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge. In attuazione, dice l'articolo 2 dell'articolo 6 della Costituzione, in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni. Ecco, siamo arrivati al dunque. Albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. Bene, avete visto che alcune di queste lingue o di queste popolazioni erano evidenziate in verde. Perché le abbiamo volute evidenziare in verde? Perché in realtà tutte le lingue tutelate dalla 482 non sono altre che lingue straniere, quindi lingue di comunità che vivono nel territorio dello Stato italiano, alcune da tantissimi anni, secoli, altre più recentemente, ma sempre da tantissimo,
e le lingue invece che sono davvero indigene, cioè che sono parlate esclusivamente o principalmente all'interno dello Stato italiano, sono quelle in verde che rivediamo assieme, cioè la lingua friulana, la lingua ladina e la lingua sarda. Cioè sono delle vere e proprie lingue che in tutto il mondo vengono definite come lingue regionali o minoritarie. Ecco, perché soltanto il friulano, il ladino e il sardo sono tutelate mentre il napoletano, il siciliano, il piemontese, il veneto no? A questa domanda non c'è risposta logica, perché non c'è differenza dal punto di vista né storico né linguistico, qualsiasi cosa si consideri, non c'è alcuna differenza fra queste lingue tutelate, inserite nella 482 e quelle che invece sono rimaste fuori. A voler pensare male, non so poi Massimiliano che cosa opini su questa mia diciamo illazione. Ecco, a voler pensare male, forse una ragione che non è valida chiaramente, ma è un motivo, forse un timore, ecco, più che una ragione valida, deriva dal numero di parlanti, potrebbe essere, perché se vediamo la seguente slide, ecco, vediamo se, ecco che arriva la seguente slide, vediamo come queste lingue tutelate in realtà sono parlate da non moltissime persone. Quella che ha più parlanti è il sardo, con 1 milione di parlanti circa, e ci sono, sappiamo benissimo, sul territorio dello Stato italiano, che tra l'altro è un territorio dove sono presenti molte lingue. L'Italia è un paese con un alto indice di diversità linguistica, tra i più alti d'Europa. Ci sono delle lingue che sono parlate da 5 milioni di persone, eccetera, eccetera, quindi molto, molto più importanti a livello numerico di quelle che sono state tutelate. Ecco, il fatto che vengano tutelate delle lingue che non abbiano molti parlanti non deve farci pensare che è una ragione valida perché rischiano l'estinzione, ecco, perché certamente il numero di parlanti è importante, ma è più importante per capire se una lingua è in via di estinzione o meno la vitalità della lingua stessa. E poi c'è da dire che la tutela delle lingue, delle minoranze storiche linguistiche, non è in funzione soltanto ed esclusivamente del rischio di estinzione, è una tutela che deriva anche da una tutela di diritti linguistici delle comunità, ma di questo ne parleremo più avanti. Massimiliano, io vorrei darti la parola perché innanzitutto vorrei che tu ti presentassi l'Accademia Napoletana, perché magari molti di quelli che ascoltano non conoscono queste realtà. Io mi scuso, non mi sono presentato anch'io, sono presidente dell'Accademia della Lingua Siciliana, che è una associazione di promozione culturale e sociale che è sorta alcuni anni fa online, sulla rete, tra persone che alcune neanche si conoscevano e che avevano l'unico punto in comune, appunto l'amore verso la lingua siciliana. E da allora si sono fatti tanti passi dal momento della fondazione e oggi l'Accademia ha un collegio scientifico coordinato dal professore Alfonso Campisi, docente di filologia italiana e romanza all'Università La Manuba di Tunisi, dove ha fondato la prima cattedra al mondo di lingua e cultura siciliana. All'interno del collegio scientifico ci sono altre personalità del mondo accademico e internazionale e ci sono anche dei poeti, perché abbiamo voluto inserire nel collegio scientifico anche chi la lingua la scrive quotidianamente o quasi. Poi abbiamo un consiglio direttivo come qualsiasi associazione di cui fanno parte varie persone che sono impegnate da tempo nel
mondo della lingua siciliana. Comunque, torniamo a Massimiliano, a te la parola, presentaci un po' l'Accademia Napoletana. Vai Massimiliano. Allora, grazie, innanzitutto ancora tante grazie e complimenti per ciò che fate, perché credo che sia anzi lo penso fortemente, che sia un'azione, una progettualità, un lavoro che è stato portato avanti veramente ineludibile e veramente molto importante. Tanto più che disgraziatamente, per i tanti punti interrogativi che tu insomma ponevi, lo Stato italiano insomma una tutela forte, una tutela degna di questo patrimonio linguistico straordinario che la lingua siciliana insomma non dà. E questo è sotto gli occhi di tutti. Diciamo che appunto io sono Massimiliano Verde e qualche annetto fa, 2015, quindi siamo già quasi a 10 anni fa, è già passato di tempo, ebbi l'idea di fondare questo gruppo di lavoro ricerca sociolinguistica e scientifica indipendente che avesse diciamo in animo di tutelare e promuovere il patrimonio linguistico e culturale napoletano. Parliamo già del 2015, quindi di tempo ne è passato. Ovviamente la mia idea, chiedo scusa, la mia idea era quella di comunque di tutelare il patrimonio linguistico vivente, ovvero sia non come molto spesso si declina, molto spesso noi sentiamo portiamo i dialetti, a parte il discorso dei discorsi di Lana Caprina tra dialetto e lingua, portiamo i dialetti, presentiamo i dialetti a scuola, tanto più che insomma mi pare strano che questa presentazione dei cosiddetti dialetti, come avviene per esempio in Campania, e mi auguro non avvenga anche in Sicilia, insomma sta avvenendo e avverrà ad opera dell'Accademia della Crusca, che onestamente sappiamo tutti, massimo organo deputato o autodeputatosi a tutelare la lingua italiana. Nel nostro caso in Campania si vorrebbe occupare del dialetto, come viene definito da loro, napoletano, quindi portarlo a scuola significherebbe in questo caso da parte loro o da parte dei loro referenti nella regione Campania, significherebbe, secondo il mio modesto parere, ma sicuramente una incongruità rispetto a ciò che sono i termini e le funzioni per cui è nata l'Accademia della Crusca. Ma questa è una polemica che io dovevo immediatamente lanciare, perché credo che sia una problematicità che possa anche andare purtroppo come una valanga da Napoli scendere verso la vostra bellissima e stupenda, l'isola più bella del mondo, per capirci, per quanto riguarda la vostra lingua. Quindi tornando invece a ciò che molto diciamo meno indipendente cerco di fare io, in effetti quindi ci siamo occupati di molto importante è stato nel 2017 quello di aver sviluppato il primo corso di lingua e cultura napoletana ai sensi del QCER, quadro comunitario europeo di riferimento per delle lingue, riconosciuto quindi a livello europeo A1 riconosciuto appunto di lingua e cultura napoletana dall'allora amministrazione comunale, quindi dal comune di Napoli. Quindi per la prima volta un'istituzione pubblica italiana, nel caso specifico il comune di Napoli, ha riconosciuto un corso di lingua e cultura napoletano di livello europeo, secondo i crismi di quello che sono le griglie di competenza stabilite dal quadro comunitario europeo, come dicevo, a livello A1, e che è sotteso poi da un metodo che io ebbi anche a registrare, metodo didattico, e quindi questo è stato un primo passo, direi anche storico, perché poi questo metodo e questo corso che ha dato vita poi non ai soliti attestati di frequenza, ma a un vero e proprio certificato di competenza, perché io gli ho fatto fare un esame. Scusa Massimiliano, prego. Massimiliano se ti interrompo. Prego. Il napoletano non è stato mai insegnato nelle scuole, è vero? Cioè questo è allora, un corso napoletano... che ha una... Sì. Allora, mi spiego meglio, su questo voglio essere molto preciso. Questo corso io l'ho sviluppato in una struttura, diciamo, afferente, una struttura comunque di stampo comunale, struttura fisica. Questo corso è stato patrocinato dal Comune di Napoli nel 2000, dunque credo che sia 2017, quindi ha ricevuto riconoscimento formale nella sua sostanza e nel suo sviluppo.
Questo corso diciamo, quindi si è sviluppato attraverso quello che, mi scuso della ripetizione, ma secondo i crismi di ciò che la Comunità Europea e l'Unione Europea stabilisce per l'insegnamento delle lingue. Nel nostro caso era di livello A1, secondo il cosiddetto appunto QCER, quindi quadro comunitario europeo di riferimento per le lingue. Questo è stato, attraverso un metodo che ho approntato, lo dirò in napoletano, non para sera matino, ovvero sia non da un giorno all'altro, ma sulla scorta dei più grandi, sui massimi, diciamo, studiosi, ricercatori, ahimè non ci sono più, ma hanno speso veramente le loro vite per questo lavoro, cioè il professore esimio Carlo Iando e il dottor Raffaele Bracave, che dovevano anche essere, insomma, accettarono la nomina dei rappresentanti per la lingua napoletana dell'Accademia, e quindi si è mosso veramente attraverso lo studio dei più importanti filologi in questo senso, studiosi della materia. Non voglio essere prolisso, ma desidero, se mi permettete, soltanto dirvi che per quanto concerne l'insegnamento della lingua napoletana, in realtà me ne sono occupato io, Massimiliano Verde, presso 2 istituti scolastici di cui mi fa piacere ricordare. Il primo istituto scolastico comprensivo che creatori Piccerella, cioè come dite voi Picciriddu, ovvero sia di quinta elementare, ed si è trattato, faccio anche i nomi del progetto, di livello europeo, anche lì si è trattato di PON, in cui il primo è stato Napoli Lingua e Cultura e il secondo, che poi ha qui seguito, Napoli Lingua e Cultura bis. Questo è stato fatto all'Istituto Comprensivo di Napoli, il Palasciano di Pianura. Ovviamente e poi un secondo che è stato dal napoletano alle lingue del mondo, che ho approntato e finito a luglio, invece per un istituto, Elena di Savoia, un istituto quindi superiore. Quindi abbiamo approcciato sia dei bambini che i ragazzi più grandi. Ciò che io ci tengo sempre e quindi mi ricollego, e non voglio essere troppo prolisso, a ciò che dicevo all'inizio, i miei corsi, le mie attività formative che sono riconosciute anche in sede UNESCO, perché i miei lavori, per esempio, sono selezionati nella biblioteca digitale dell'UNESCO. Io sono un interlocutore per l'UNESCO, per la lingua napoletana, per la decade internazionale delle lingue autoctone o indigene 2022-2032. Quindi questo è un lavoro riconosciuto internazionalmente e anche attraverso documenti della stessa UNESCO, report. Per cui, chiudendo il discorso, si è trattato di attività formative riguardanti l'insegnamento della lingua napoletana a livello di ortografia e grammatica, ma in un senso multidisciplinare: storia, geografia della Campania, dieta mediterranea, tutto ciò che è espresso, musica, arte, perché, come dico sempre io, lo dico in napoletano ma penso che si capirà, la lingua arapo casciona, ovvero sia la lingua è lo strumento, la chiave per aprire il baule o casciona, e quindi è lo strumento che ci consente, come ci dicono i fratelli greci, l'idioma, ovvero sia l'identità, senza la cui, come diceva appunto Buttitta, un popolo è fornuto, non esiste. Per cui la lingua mi serve e mi servo della lingua sulla scorta di questi filologi di riconoscimento internazionale di questo lavoro. Sì, no, sono qua. Quindi la lingua mi serve, questo metodo, queste attività riconosciute in un consesso internazionale, prima da parte di quest'istituzione pubblica che dicevo il Comune di Napoli, mi serve da strumento multidisciplinare per ridare, per risignificare ai ragazzi, alle nuove generazioni, la dignità culturale e sociale della loro vita presente, perché il dialetto, chiamiamolo lingua, a me non interessano queste questioni. Per me si tratta di un patrimonio linguistico di 3000 anni che si dipana attraverso una storia di uomini, donne e di qualsiasi genere orientamento sessuale che hanno parlato, parlano e si esprimono in Italia. Questo vale anche per la lingua nobilissima, lingua siciliana, che si dipana in Italia ma anche all'estero. Pensiamo alle comunità napoletane e campane. Io collaboro, per esempio, mi fa piacere ricordarla, la Cavalier dottoressa, tra l'altro siciliana, Josephine Buscaglia Maietta, per esempio, che è la presidentessa delle associazioni degli educatori italo-americani, con la quale abbiamo fatto tutta una serie di attività a New York.
Per cui questa è una questione molto 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 importante. Quindi quando si parla di lingua siciliana, mi permetterai, carissimo Fonso, e di lingua napoletana, noi parliamo di donne, uomini, bambini che sono viventi, che sono in Italia, ma sono in diaspora nel mondo, e noi dobbiamo dare rispetto e tutela giuridica a queste persone. E chiedo scusa per l'irruenza, ma fa parte un po' anche della mia passione. Ma infatti, guarda, stavo dicendo proprio questo, che la situazione è molto simile delle due comunità di parlanti, il napoletano e il siciliano, tanto nel territorio dello Stato italiano quanto all'estero, no? Bene, io saluto tutti coloro i quali ci stanno ascoltando e che sono magari entrati in collegamento nella pagina Facebook dell'Accademia soltanto da poco, e ricordo a tutti quanti che è possibile porre delle domande, appunto, postandole nei commenti. Noi cercheremo di salirle come abbiamo fatto con i saluti in studio, visualizzarle sullo schermo, e il dottor Verde o io, se sono indirizzate più su questioni siciliane, ci prenderemo il compito di rispondere. Bene, Massimiliano, io vorrei che parlassimo di una cosa. Tu hai accennato al diritto da parte delle popolazioni che parlano una lingua, appunto il diritto a poterla usare, perché è una cosa molto importante, è una questione anche di identità, di propria identità, quindi negare l'uso della lingua materna a una persona è limitare la possibilità di esprimere la sua identità. Questa è una cosa molto importante, e devo dire che questo diritto è riconosciuto, ora ci arriveremo, anzi mi piacerebbe che ne parlassi tu, è riconosciuto a livello internazionale. Quindi non stiamo parlando di capricci, stiamo parlando di questioni importanti, stiamo parlando di diritti dell'uomo. Ecco, purtroppo l'Italia, dobbiamo dire, che è un paese in cui questi diritti sono negati. Io non ho timore di dirlo molto chiaramente, anche se potrà sembrare forte, però è la verità, purtroppo. Non scordiamoci che l'Italia è uno dei pochissimi paesi che, pur avendolo firmato, anzi vorrei salire delle slide su questo aspetto, vediamo se ci riusciamo. Ecco qui, esiste un trattato europeo, European Charter for Regional or Minority Languages. È un trattato che è stato adottato nel 1992 dal Consiglio d'Europa ed è entrato in vigore nel 1998. Perché è entrato nel 1998? Perché si era detto di farlo entrare in vigore appena arrivasse la quinta firma di un quinto Stato. Nel 98 è arrivata la quinta firma e quindi è entrato in vigore. E poi piano piano tutti gli altri Stati d'Europa l'hanno firmato, praticamente tutti, e l'Italia l'ha firmato nel 2000. Ma cosa accade? Che l'Italia l'ha firmato ma non l'ha mai ratificato, quindi non l'ha mai messo in atto. È rimasta lettera morta. Ricordo che siamo nel 2024, sono passati 24 anni dalla firma di questo trattato europeo e l'Italia continua a non metterlo in atto. Ma ecco, cosa dice questo trattato? È molto interessante andarlo a vedere. Ecco, innanzitutto, cosa riguarda questo trattato? Il trattato riguarda le lingue regionali o minoritarie. Ma cosa si intende con l'espressione lingue regionali o minoritarie? Ce lo dice proprio l'articolo 1 di questo trattato, intitolato appunto Definizioni. Quindi con l'espressione lingue regionali o minoritarie si intendono le lingue, due punti. Ci sono due tipi di lingue. Uno,
tradizionalmente parlate nell'ambito di un territorio, di uno Stato, da cittadini di quello Stato, che costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato, e inoltre diverse dalle lingue ufficiali o dalla lingua ufficiale di quello Stato. È molto importante anche la parte finale, che dice: tale espressione non comprende né i dialetti della lingua ufficiale dello Stato né le lingue degli immigrati. E ora qui apro una piccola parentesi. Qual è la parentesi che apro? Poco fa Massimiliano ha detto giustamente: ma chi se ne frega se lo vogliono chiamare dialetto lingua, quello che è vero. Però purtroppo lo Stato italiano giochicchia su questo malinteso, su questo fraintendimento, chiama dialetti tutte le lingue regionali, tutte quelle lingue, quegli idiomi che in tutto il mondo sono chiamate lingue regionali o lingue minoritarie. Ricordiamo che l'UNESCO redige un libro delle lingue, non dei dialetti, delle lingue che rischiano in un certo qual modo l'estinzione, sono vulnerabili. Ecco, tra queste lingue c'è tanto il napoletano che il siciliano, perché sono considerate dall'UNESCO delle lingue, non dei dialetti. Non scordiamoci neppure che esiste una organizzazione internazionale che si chiama ISO, che è deputata a dare dei codici a tantissime cose per semplificare il tutto, da dei codici a un'organizzazione internazionale alla quale appartengono ben 164 stati del mondo, tra i quali anche l'Italia. Ecco, codifica tante cose, codifica anche le lingue, ma non i dialetti, cioè dà un codice di 3 lettere a tutte le lingue del mondo, ma non ai dialetti. Ebbene, sia il napoletano che il siciliano hanno questo codice ISO di 3 lettere, in particolare il siciliano c'ha SCN, il napoletano poi magari lo ricorderà Massimiliano. Ecco, dimmi Massimiliano. Codice NAP. 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 Ecco, grazie Massimiliano. Ecco, quindi il siciliano e il napoletano sono delle lingue per l'UNESCO, sono le lingue per l'ISO, sono delle lingue internazionalmente e sono delle lingue regionali, quindi andrebbero tutelate dal trattato europeo di cui stiamo parlando, se non che si gioca su questo termine dialetto, perché linguisticamente il dialetto è normalmente viene interpretato come una corruzione di una lingua principale. Quindi la gente è portata a pensare che i dialetti che si parlano all'interno del territorio dello Stato italiano possano essere una corruzione della lingua italiana. Sì, Massimiliano, prego, di. No, mi fa ridere questa cosa, non quello che tu dici, ma cioè, non perché lo dica tu, ma quello che stai dicendo, quello che viene messo in bocca ad altri, a questi grandi accademici di professione, certuni. In realtà il toscano e il fiorentino che cos'è? Un dialetto. Assurdo, diciamo, a lingua di Stato. Allora io qua voglio ricordare uno dei più grandi linguisti, tra l'altro mi pare che Campano sicuramente, se non erro in provincia di Napoli, Tura Annunziata, non vorrei dire diciamo imperfezioni, ma sicuramente Campano, che è stato Tullio De Mauro. Abbiamo anche un bellissimo vocabolario, dizionario. Tullio De Mauro era molto preciso. Dice appunto, ci ricordava che fino agli anni 50 un milanese, faceva l'esempio, non riusciva a comunicare con un calabrese. Perché? Perché le due comunità, quella lombarda, quella milanese e quella calabrese, avevano ed hanno delle lingue, degli idiomi o gli idiomi differenti. Quando è che riescono, diciamo, a comunicare quando lo Stato praticamente attraverso prima la radio e poi la RAI, quindi la televisione, comincia insomma a imporre attraverso i mezzi di comunicazione l'italiano, quindi il dialetto fiorentino come lingua di Stato. Questo è il nocciolo della questione, per cui anche il fiorentino è un dialetto. Allora vogliamo dire che il siciliano, allora parliamo del napoletano perché sul siciliano
avrei tante cose da dire perché poi sappiamo benissimo il volgare più perfetto che cos'è, ma non ve lo devo ricordare io a voi. In realtà diciamo che, ecco, parliamo del napoletano, ok, il napoletano è un dialetto, benissimo, è un dialetto così come quello, il fiorentino è un dialetto del latino volgare. Vogliamo anche parlare del Placido Capuano? Il Placido Capuano volgare pugliese, che è la prima espressione che sancita per iscritto una sentenza, quindi un atto giuridico che viene espresso in una lingua neolatina nel 960, Placido Capuano, 960 d.C. Ecco, vogliamo parlare diciamo anche di statuti dei disciplinari di Maddaloni, di provincia di Caserta, del Medioevo. Quindi vogliamo parlare di una letteratura di sette secoli, vi parlo sempre per il napoletano, vogliamo parlare delle lettere della cancelleria angioina di Giovanna regina di Napoli a Niccolò Acciaioli, praticamente ce lo ricorda Sabatini, tra l'altro da poco mancato nel volgare del posto. E quando si parla del volgare del posto, quindi campano, napoletano e campano, noi parliamo della lingua del vernacolo e quindi della lingua neolatina che si era formata dopo il latino ufficiale, quindi l'uso ufficiale del napoletano che poi stato poi sancito anche da Alfonso il Magnanimo, e quindi che poi per decreto in effetti sancì che gli atti fossero redatti, gli atti dell'imperatore fossero redatti in napoletano. Per cui dobbiamo stare molto attenti, perché poi noi dobbiamo anche ricordare a certi accademici di professione che noi le cose le conosciamo, perché se io adesso vi dico qualcosa che adesso, se mi ascoltano i fiorentini o se mi ascolta il medio italiano, se io dico che il vero padre della lingua italiana non è Dante Alighieri, e qua sicuramente ci sarà una perturbazione in internet, ma è Federico II di Svevia, perché lui parlava siciliano e scriveva siciliano, ed è quella la lingua, la vera prima lingua che noi abbiamo avuto in Italia, la più importante, sì, la più nobile. Allora, se io vi dico che Federico II è il vero, e voi mi direte, ma quello era tedesco. Un momento, ma si è fatto siciliano, ha parlato siciliano, ha fatto scrivere in siciliano, e tra l'altro chi era il suo consigliere? Pier delle Vigne Capuano Campano. Cioè qua la storia o la conosciamo bene o non la conosciamo. Allora i cosiddetti accademici di professione, come qualcuno più famoso di me, o salariato, perdonate la polemica, deve anche ben capire che non tutti sono di ciucciarielli, ovvero sia di asinelli, ovvero sia, senza offesa per il nobilissimo animale, ma noi siamo dei ricercatori, siamo degli studiosi, noi cerchiamo di promuovere attraverso la nobilissima lingua siciliana e la lingua napoletana, appunto, che cosa? Soltanto un discorso di verità che è vivente, non qualcosa da chiudere in un museo, ma è qualcosa per cui le nuove generazioni si devono riappropriare, perché per quanto mi concerne io non accetterò mai che la mia lingua sia declinata, e qui andiamo al discorso giuridico, carissimo Fonso, in un discorso mafiogeno o camorristico, se volete, oppure un discorso di tipo lombrosiano, attraverso soprattutto la produzione filmica, cinematografica e delle fiction, ma anche attraverso un certo discorso culturale, non soltanto scolastico, didattico. Quindi io questo non lo posso accettare, perché non soltanto è un vilipendio della dignità culturale e sociale delle nuove generazioni che si vedono come modello, questo modello degradante, ma è anche un aperto contrasto con delle convenzioni internazionali. A parte l'articolo 3 della Convenzione, la 2 e 3 della Costituzione Massimiliano, italiana. ti fermo un Ma attimo. anche devo chiudere solo dicendo perché questo. Volevo che parlassi in maniera approfondita di questo ultimo aspetto. Proprio per questo ti blocco, perché volevo concludere il mio discorso sulla confusione tra lingua e dialetto, e poi iniziamo a parlare di questo aspetto molto molto importante. Volevo dire a chi ci ascolta che 9 anni fa feci un sondaggio, io personalmente, in una fiera di Natale, era un periodo come questo,
in una fiera di Natale a Palermo, feci un sondaggio dando dei bigliettini da compilare. Stavo molto attento che il soggetto non si consultasse con altri, con amici che erano con lui o con chiunque altro. Mi interessava che lo compilasse da solo, senza nessuna influenza, e lo chiudesse e lo mettesse nell'urna. Ecco, vorrei che tutti quanti vedessero le domande, perché una di queste riguardava proprio la percezione del siciliano come lingua o come dialetto dell'italiano, però attenzione, non del latino. Ecco, io vorrei che tutti assieme leggessimo. Questi erano le quattro domande del sondaggio. Alle prime due bisognava mettere vero o falso. Alle seconde il soggetto che faceva il sondaggio doveva mettere se era d'accordo o non d'accordo. La prima era appunto questa: il siciliano è un dialetto della lingua italiana, vero o falso? La seconda, invito chi ci ascolta a fare il sondaggio, perché magari sulla prima già abbiamo risposto, no? Ma sulle altre tre non ne abbiamo parlato completamente, quindi vi invito a fare anche voi il sondaggio. La seconda era: già nel XIII secolo si scrivevano poesie in siciliano, vero o falso? Parlare in siciliano è sinonimo di ignoranza. Sono d'accordo o non sono d'accordo con questa affermazione? E l'ultima: il siciliano andrebbe insegnato nelle scuole. D'accordo o non d'accordo? Ecco, la cosa impressionante, ora andiamo a vedere i risultati. Furono 100 persone a rispondere, un campione quindi relativamente piccolo, ma abbastanza rappresentativo almeno della città di Palermo. Le percentuali varierebbero davvero di molto poco se il campione si potesse allargare. E vediamo le risposte. Quella che più mi sorprese fu la prima: il siciliano è un dialetto della lingua italiana, vero per il 73,5% delle persone. Quindi una larghissima maggioranza non sa che il siciliano non è un dialetto della lingua italiana. Se proprio vogliamo chiamarlo dialetto, è un dialetto del latino, è un volgare, appunto. Alla seconda domanda, bene o male tutti avevano reminiscenze scolastiche, perché forse l'unica cosa che si studia a scuola nell'ambito però della letteratura italiana è proprio la scuola poetica siciliana di Federico II, già nominato, e infatti il 72,4% rispose che era vero. Andiamo e finiamo. Parlare il siciliano è sinonimo di ignoranza, ma manco per sogno. È d'accordo una sparuta minoranza, il 10,2%. L'84,7% non è d'accordo. Forse una trentina di anni fa avremmo avuto dei risultati molto diversi. E infine il siciliano andrebbe insegnato nelle scuole, è d'accordo il 77,6% dei palermitani, almeno dei 100 palermitani che hanno fatto questo sondaggio. Ecco, questo secondo me è un sondaggio molto molto significativo, che ci fa vedere da un lato la mistificazione della definizione di dialetto, che ha avuto un suo effetto concreto, che molti sono indotti a pensare che il siciliano sia un dialetto della lingua italiana, e poi le altre domande invece ci hanno dato un quadro di una situazione che per certi versi mi sembra molto cambiata rispetto a tanto tempo fa. Ma ritorniamo alla cosa importantissima a cui stava accennando Massimiliano. Gli do la parola, puoi proseguire quello che stavi dicendo. Grazie tanto. E diciamo che questo mini sondaggio è molto esaustivo, perché poi, come giustamente dicevi tu, si gioca un po', sai, un po' stranamente su questa cosa, dialetto, insomma, anche hai colto bene questa cosa, perché giustamente le persone pensano, sono indotte, oggi, insomma, forse meno che ieri, fortunatamente, ma sono indotte a credere, a dare diciamo, un valore negativo o dispregiativo, diciamo, della parola dialetto.
In realtà, per quanto mi concerne, quello che stavo dicendo, e questo questo è un lavoro che ovviamente in sede internazionale, oltre che in Italia con i progetti con le scuole, le attività formative, i convegni, eccetera. Tra l'altro un convegno l'abbiamo fatto a Roma all'Ordine dei giornalisti, appunto a Roma, via Somma Campagna, qualche annetto fa, proprio con l'intervento, con il contributo appunto dell'Accademia della Lingua Siciliana con l'amico Fonso, anche e soprattutto su queste questioni, cioè quali? In sede costituzionale, ma in sede insomma di diritti umani, il poter esprimere il proprio idioma, quindi la propria lingua, è un diritto dell'umanità. Nel 2019, per esempio, per quanto concerne la lingua napoletana, ho rilasciato una lunga intervista alla Voce di New York, da un titolo abbastanza forte, ma in cui credo fortemente, appunto, se mi perdonate l'espressione, il gioco di parole, il napoletano diritto dell'umanità. Ovviamente è un titolo che il direttore, tra l'altro vedo anche lui di origine siciliana, il dottor Vaccara, e la Sicilia torna sempre in ciò che faccio, e questo mi fa solo molto piacere, volle dare, perché in realtà io cercai di esprimere quello che credo che sia in prima battuta molto importante, cioè il diritto di una popolazione, di una comunità a poter esprimersi correttamente, quindi conoscere correttamente il proprio patrimonio linguistico, quindi la propria lingua, non vederla mortificata né degradata né portata né strumentalizzata magari in una maniera degradante oppure peggio ancora edulcorata, perché per esempio per quanto concerne la lingua napoletana noi assistiamo, a parte tutto il discorso, come dicevo, filmico legato alla malavita, al degrado sociale, a presunti riscatti sociali che poi non vanno mai a indagare attraverso fiction e quant'altro veramente il noccio dei problemi sociali del mezzogiorno, nel caso napoletano, ma assistiamo anche a una sorta di edulcorazione. Io spero che ciò non accade anche per la nobilissima lingua siciliana. Cosa intendo per edulcorazione? Intendo la italianizzazione della lingua napoletana. Questa cosa, quindi la deprivazione del senso di questa lingua attraverso appunto una manipolazione che avviene sia a livello accademico sia a livello diciamo filmico, rappresentazione mass mediatica, fiction, cinema, anche teatro se vogliamo, che sta facendo perdere il senso e quindi non soltanto la corretta grafia, ma proprio il senso della lingua. Faccio un esempio molto sciocco, purtroppo non sciocco come se lo dico, ma purtroppo il senso è molto profondo. Proprio oggi ricorre per esempio la dipartita di un grande cantore di lingua napoletana che è stato Pino Daniele. Bene, in una delle sue celeberrime melodie lui cantava "A vita non morsa, coppa qualcosa che nessuno ti farà", ovvero sia la vita è diciamo, una continua battaglia per cercare di avere i propri diritti, ecco, come quello che noi stiamo cercando di fare io e Fonso. Ora, se voi questa espressione, a vita non morsa, la italianizzate, quindi nella vita è un mosso, come ho potuto assistere come io a capriccio in alcune fiction anche di grido girate a Napoli da attori napoletani, anagraficamente napoletani, che devo dire si prestano a questo tipo di operazioni, quindi la vita è un mosso. Io ho chiesto, ma cosa significa in italiano la vita è un mosso? Non ha senso, neanche meno in napoletano. Ecco la deprivazione, la scarnificazione, la deprivazione di senso di una comunità, ovvero sia la comunità, perdendo questa lingua, il senso della lingua, perde il senso di se stessa. La comunità, uomini, donne, bambini di qualsiasi sesso, genere che vogliamo, o età, condizione sociale, perde il senso di se stessa. Per cui, come diceva Pasolini, nel caso dei napoletani, quando perderanno il loro humus, la loro identità, saranno altro, non saranno niente. Ora, ti posso interrompere un attimo, Massimiliano, perché io avevo preparato delle slide, non abbiamo preparato nulla, penso che si capisce, però io avevo preparato delle slide perché ero sicuro che di alcune cose ne avremmo parlato in maniera molto naturale. Volevo leggere, a proposito di quello che ha detto appena finito di dire Massimiliano Verde,
una citazione voglio fare di William Butler Yeats dal libro Fiabe irlandesi, è uno scrittore irlandese. Una lingua rappresenta la memoria collettiva naturale di una popolazione. Se questa, per impossessarsi di un nuovo strumento linguistico, perde il contatto con il suo mezzo d'espressione più antico, diviene del tutto incapace di riconoscersi nelle proprie tradizioni. Come potrà allora affermare la propria identità? E poi leggo un'altra frase di Rémy de Gourmont, uno scrittore in questo caso francese: quando un popolo non osa più difendere la propria lingua, è pronto per la schiavitù. Scusa Massimiliano, ma mi sembrava proprio appropriato menzionare due pensieri sul rapporto che c'è fra lingua e identità di un popolo. Hai fatto benissimo, e se posso proseguire in quello che stavo dicendo, quindi diciamo appunto che, ricordando l'intervista rilasciata alla Voce di New York a Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite nel 2019, il titolo era Il diritto dell'umanità, la lingua napoletana, il diritto dell'umanità, possiamo dire anche la lingua siciliana, il diritto dell'umanità, ma diritto dell'umanità intesa come comunità. E qua mi devo ricordare due personalità accademiche molto importanti con le quali collaboriamo, che è l'antropologo e giurista Pietro Nadella Dell'Ova del Brasile, di origini campane anche lui, e ovviamente la dottoressa, la professoressa, sono anche due donne in realtà, varie sociologhe, da cui la professoressa Marisa Sirvent Leco Sirvent dell'Università del Chiapas e la professoressa Carla del Carpio dell'Università del North Colorado, sempre messicana, e la professoressa Silvia Maria Carbone, antropologa del Brasile. Perché io sto parlando di queste cose, di queste collaborazioni internazionali? Perché il discorso giuridico che adesso vi dirò, perché tanto è vero che io sono anche inserito in un comitato editoriale, quindi sono anche articolista, non a caso, per queste tematiche afferenti alla lingua e alla cultura napoletana, di una rivista che si pubblica in Brasile, cosiddetto Terzo Mondo, in Italia non vi è dato, pensate voi, la rivista de Direito Civile, quindi rivista del diritto civile, su cui io mi batto, appunto, cerco di denunciare moralmente questo tipo di situazioni. Questa situazione che ha riguardo alla lingua napoletana, credo purtroppo ahimè possa anche trovare delle problematicità per quanto riguarda la lingua siciliana, magari posso toccare 3 punti. Il primo, Convenzione contro ogni discriminazione razziale, laddove la discriminazione razziale non è soltanto un fatto fisico-etnico ma anche culturale, laddove praticamente a una comunità, a un soggetto di questa comunità non viene data la possibilità di partecipare attivamente e in senso compiuto e consapevolmente, quindi liberamente, al suo patrimonio culturale, noi abbiamo una violazione di questa convenzione, ma anche della convenzione che difende il patrimonio culturale immateriale, e la lingua è una di queste. Poi 2 convenzioni che mi stanno molto a cuore, che dovrebbero occupare sempre questo tipo di problematica riguardante la lingua, che sono la Convenzione per i diritti dell'infanzia, l'articolo 29, molto preciso. L'articolo 29 di questa Convenzione per l'infanzia, diritti dell'infanzia, ratificato dallo Stato italiano, recita che gli stati, appunto, parte devono far sì che al bambino, al ragazzo, al fanciullo venga inculcata una educazione che sia rispettosa della propria famiglia, quindi della propria cultura e della propria lingua. Ecco, mi pare proprio il caso di dire che, per quanto concerne la rappresentazione, l'impossibilità di un bambino napoletano di conoscere la propria lingua materna compiutamente e della sua dignità sociale e culturale, perché viene invece degradata e mitizzata, e viene invece indotto a seguire modelli sociali legati a quella lingua degradanti e degradati, oppure edulcorati, la video a morso, mi pare che già siamo in una frizione, rispetto a questo articolo. Poi vogliamo parlare, per esempio, anche della convenzione che riguarda la tutela, la cosiddetta Convenzione di Istanbul. Purtroppo si parla molto in questi giorni, in questi mesi, si parla di violenza di genere, benissimo, malissimo ovviamente. Ma l'articolo 17 della Convenzione di Istanbul, anche qui è molto chiaro.
e lo sto molto attenzionando. Ripeto, tutto ciò di cui io vi sto parlando è agli atti sia internazionali che le riviste, le pubblicazioni, collaborazioni, ma anche dell'UNESCO. Un report che appunto che ha diciamo, selezionato dagli altri anche i miei articoli. Articolo 17 della Convenzione di Istanbul dice che, grosso modo, per farci capire, gli stati parte, quindi anche lo Stato italiano che ha ratificato questa convenzione, deve, nel pieno rispetto della libertà dei mass media, deve insieme a questi diciamo, realizzare, proporre, comunque indurre ad una programmazione a linee guida, quindi di programmazione, quindi dei mass media, ciò che si produce attraverso i mass media, che sia rispettoso della dignità della donna. Ora, se noi abbiamo una rappresentazione della donna meridionale, nello specifico napoletana, come Gretta, diciamo, soprattutto se parlante napoletano, Gretta, diciamo, degradata, malavitosa, oppure, sempre per ricordare quella frase priva di senso, diciamo, la vita è un morso, deprivata della propria vera lingua madre, insomma, abbiamo un'altra frizione rispetto a questa convenzione. Quindi qua stiamo parlando di diritti umani oltre che diritti civili. Mi piace ricordare, senza fare ulteriore pubblicità, un film di cui l'autore voleva addirittura, si lamentava di non aver avuto il premio Oscar, in cui noi assistiamo alla rappresentazione di una donna napoletana, potrebbe essere tranquillamente una donna siciliana, ma è napoletana perché si esprime in una lingua napoletana, degradata, degradante, diciamo rappresentata veramente in maniera volgarissima, intenta diciamo a sbrodolarsi con una mozzarella, proprio un atteggiamento di tipo diciamo da meretrice, secondo quelle che sono le caratteristiche e l'ideologia più prettamente lombrosiana, in cui noi, e quindi anche la nostra lingua, è proprio sprofondata ancora oggi, soprattutto appunto attraverso i mass media e non solo. Ora, questa donna, in questo famoso film, dedicata al più grande calciatore di tutti i tempi, col numero 10, argentino, praticamente parla una lingua, si rivolge ai suoi interlocutori con una lingua napoletana, dicendo, diciamo, esprimendo veramente del becerume, della degradazione, della volgarità veramente più disarmante. Ora, se voi questa stessa donna, io chiamo l'essere zoologico, e mi posso permettere di dirlo, questa stessa donna è rappresentata in quella scena, ve la immaginate con caratteristiche etniche o culturali o linguistiche differenti, non so, giapponese, filippina, ucraina, russa, polacca, africana, noi avremmo visto parlante quelle lingue, ma una di quelle lingue in quel modo, noi avremmo visto che cosa? Avremmo visto il sollevarsi dei più acerrimi nemici del fat shaming, che la signora era anche grassa, quindi grasso uguale volgare, lingua degradata, degradante, lingua napoletana. Fat shaming, body shaming, sessismo, violenza sulle donne, razzismo. Ora, tutto ciò non c'è. Non c'è stata questa sollevazione, non c'è alcun tipo di sollevazione morale da chi che sia quando una donna rappresentante, una donna di lingua materna napoletana viene rappresentata in tal modo. Non c'è. Spieghiamoci il perché. La gravità, la maggior gravità, se mi permettete questa espressione che in italiano magari non è corretta, ma è invece nel fatto che tante donne, magari anche napoletane e campane, applaudano a questa cosa, se ne ridano, invece di strapparsi i capelli. Qui siamo davanti veramente a un grosso problema, cioè l'aver introiettato, va bene, che cosa? Un modello sociale e culturale che è veramente molto degradato. Io ho fatto di queste cose, per esempio, ne ho parlato, ecco, questa mi dà la possibilità di parlare di questi progetti che io ho fatto a scuola, tra cui l'ultimo con i ragazzi appunto dell'Istituto Superiore Elena di Savoia, quindi del terzo e quarto anno. Io ho avuto la possibilità di parlare, io gli ho fatto vedere queste immagini. Allora, voi prima che ridiate, pensate a vostra nonna, pensate a vostra zia, rappresentata come un animale, in questo modo, che parla una lingua che è quella dell'animalesca. Vogliamo fare un altro esempio?
Una delle più grandi, diciamo, le più grandi fiction che tra l'altro prodotta da un romanzo di un'autrice ma un autore è sconosciuto o sconosciuta, che è passata in giro per il mondo, ehm, vede in una delle scene madri di questa fiction, di questo romanzo, che cosa? Perché vi sto dicendo questo? Perché ecco, il valore della lingua non è un fatto storico, lo chiudiamo, vabbè, insegniamo il dialetto, insegniamo i poeti e abbiamo finito la questione. No, la lingua è un diritto di una comunità, di persone, uomini, donne in carne ed ossa. Per cui, per esempio, per fare un altro esempio, noi abbiamo una scena che è passata in tutto il mondo, senza che nessuno abbia detto H o A o B o C, ovvero sia il padre, quindi la rappresentazione di una società meridionale, ecco Marco Ezechiel Lombroso, che è profondissimamente introiettato nei mass media italiani e nel sistema culturale italiano. Una rappresentazione di un padre rappresentato appunto in una maniera animalesca, quasi subumana, che parla una lingua, utilizza la lingua, nel caso specifico la lingua napoletana, come strumento di violenza contro sua figlia. Per cui noi abbiamo la lingua napoletana, udite udite, rappresentata anche come la lingua del femminicidio. Questo padre si riferisce così alla figlia: tu sei femmina e non vai a scuola, cioè tu sei donna, vuoi andare anche a scuola, e la scaraventa dalla finestra. Qui abbiamo veramente un qualcosa di orrendo e osceno. Quindi un uomo meridionale che parla una lingua della violenza, la lingua napoletana, una donna che è soltanto per il fatto di essere nata a Napoli o in Campania sarebbe perciò stesso una vittima della società. Quindi ecco, vedete in luce la violenza che si fa e la rappresentazione che passa in tutto il mondo. Sono cose su cui io invito a riflettere, e se vi possono sembrare cose assurde o lontane da qualsiasi tipo di concretezza o realismo, io vi invito a riflettere sul fatto che in Italia io non ho nessun supporto da chi che sia o posso dire associazione che si occupa di violenza di genere, ma nel mondo io collaboro con la maggior parte con tutte donne, accademiche, professioniste, personalità che si battono per i diritti delle loro donne, tra cui per esempio appunto la stessa professoressa Calla del Carpio, su cui abbiamo fatto delle pubblicazioni internazionali riprese dall'UNESCO, dalla biblioteca digitale dell'UNESCO, per cui vi dico, vi invito, non pensiate che tutto ciò che vi sto dicendo è qualcosa di aria fritta, ma è agli atti internazionali. Ed è appunto una collaborazione fatta con l'Università del Messico, una pubblicazione che recita dall'inglese, l'abbiamo fatta in inglese appunto, Human Rights Violation, cioè la violazione dei diritti umani, la comunità napoletana e Tzotzil. La comunità Tzotzil è una comunità di origine Maya, dei bambini Maya, che noi abbiamo messo a confronto rispetto a ciò che viene, come viene trattato, tra virgolette, nel caso loro in Messico, questa minoranza linguistica ed etnica, è quello che accade in Italia per i parlanti napoletano. Il problema, voi mi direte, ma tanti ragazzi si riconoscono in Gomorra, tanti ragazzi si riconoscono nell'Amica Geniale, tanti ragazzi si riconoscono in Mare Fuori, per parlare delle fiction che vanno più di moda. Benissimo, malissimo. Il problema è proprio quello, ovvero sia quello di essere stati sottoposti ad una strumentalizzazione che porta a una degradazione in nuce del proprio patrimonio linguistico e attraverso questo del proprio essere umano. Qui c'è la lesione dei loro diritti. Ma quello piace. Quando io ho fatto questo corso, questo progetto da napoletano alle lingue del mondo, quindi lingua, ortografia, grammatica, ma anche aspetti multidisciplinari, culturali, ho parlato soprattutto con le ragazze. Ho detto: ragazzi, guardate che la nostra società meridionale, napoletana, è una società profondamente matriarcale, non patriarcale. E questo viene dimostrato dal fatto, non soltanto dalla Sirena Parthena, ma anche nel nostro caso, ma anche delle divinità femminili adorate dai campani, le cosiddette mater matute. Quindi voglio dire, andiamo un attimino a studiare bene la questione.
E poi io li ho portati in giro per Napoli, quindi facendoli un po' vedere un po' le bellezze artistiche, storiche e culturali. E le ho fatto questa semplice domanda: ma perché? Ma avete mai visto una fiction girata a Napoli che parli in una maniera corretta e senza ombre delle bellezze artistiche di Napoli o culturali? Questa ragazza mi ha dato una risposta che io già sapevo che lei mi avrebbe dato. Risposta: non le guarderebbero. Controrisposta: mi sono rifatto ad una frase che probabilmente nella realtà Peppino, il vostro Peppino impastato, non ha mai detto, ma quella che viene espressa nei 100 passi, praticamente, cioè, ovvero sia, bisognerebbe diciamo, insegnare il bello, bisognerebbe avvicinare il bello alle persone e non il brutto. Ecco, ho detto, l'avete mai sentita questa frase? Voi venite sensibilizzati, voi giovani, al brutto, al macabro, al violento, e vi si fa riconoscere la vostra identità, idioma, lingua, nella violenza, fino a se stessa. Ora è questo il grande problema quando si parla di patrimonio linguistico, si parla di ragazzi, di nuove generazioni. Noi non parliamo, e tu Fonso ne converrai, di qualcosa di astratto. Sì, insegniamo il siciliano a scuola perché con tutte facciamo la letteratura, è importante. Noi parliamo di ciò che i nostri avi, nonni, zii, mia zia ha 80 anni, mia nonna buonanima, era napoletana veracissima, ma mai si sarebbe sognata di riconoscersi o di atteggiarsi a quel personaggio di cui parlavo prima, l'essere zoologico. Mai. Allora, qui abbiamo un grosso problema perché questa roba qua va in giro per il mondo, va in giro per il mondo. Massimiliano, Chiudo solo dicendo questo, non è nemmeno questo l'aspetto peggiore. L'aspetto peggiore della faccenda è l'edulcorazione, cioè la rappresentazione dei napoletani. Io parlo per il discorso napoletano, cioè adesso va di moda, a Napoli, in Campania va di moda, molti parlano napoletano, tutti si atteggiano a sapere, a fare il napoletano, eccetera, eccetera. Ma il problema non è questo, il problema è che viene edulcorata la questione, cioè noi veniamo rappresentati, veniamo manipolati. Voi ricordate quando alle Hawaii o Hawaii scendono i turisti, li accolgono i signori o le signorine con la gonnellina, che si alzano la gonnellina e sventolano? Questa è la fine che stiamo facendo noi a Napoli con la lingua napoletana. E contro questo io mi sto battendo come un leone. In Italia mi onoro di avere la tua amicizia, Alfonso Genchi, e di pochissimi altri, ma ti posso assicurare che in sede internazionale ho veramente le spalle fortissime, perché sono supportato da tante comunità docenti. Chiudo solo questo: il professor Pietro Nardella Dell'Ova, che è un giurista, antropologo e sociologo, per esempio, su cui noi combattiamo per queste questioni. E abbiamo fatto le conferenze in Brasile, più di una videoconferenza. Sono stato in Brasile, il primo congresso internazionale di diritto penale, a parlare di queste cose, nel 2017, con anche il professor Ivan de Oliveira Durais. C'era il procuratore della provincia di Buenos Aires. Qui stiamo parlando di diritti umani, ragazzi. Qua non parliamo di dialetto, lingua, patrimonio, bla bla bla, da chiudere nel museo, oppure fare le favolette per i bambini. No. E attenzione, chi si sta occupando adesso di lingua napoletana in Italia e a Napoli? Si sta occupando, guarda caso, l'Accademia della Crusca. Allora, il cui compito che si è dato da sola, ma che lo Stato implicitamente o direttamente gli ha riconosciuto, è quello di tutelare la lingua italiana. Allora io vi spingo a riflettere su questa cosa. Nei prossimi mesi ci saranno a Napoli tantissime iniziative promosse dall'Accademia della Crusca per portare il napoletano a scuola. Questo potrebbe accadere anche a Palermo, anche a Catania. Attenzione, riflettiamo. Ah no, ma chi lo fa però sono napoletani. Un momento, quanti siciliani voi conoscete che non fanno gli interessi della Sicilia? Mi fermo qua. Massimiliano ha toccato un sacco di aspetti molto interessanti sui quali ci sarebbe tantissimo da dire. Chi ci ha ascoltato è siciliano, magari si è riconosciuto, nonostante Massimiliano parlasse di lingua napoletana, si è riconosciuto in tanti episodi anche
simili a quelli che ha raccontato Massimiliano, che vedono coinvolto però la lingua siciliana e i siciliani. Io, prima di avviarci alla conclusione, perché queste dirette, per chi ci ha seguito nel passato, non vorrebbero sforare l'ora, siamo poco oltre l'ora, qualche minutino oltre l'ora, volevo farvi leggere un commento che reputo abbastanza interessante di un utente Facebook che ci sta seguendo, e invito anche, finita la diretta, magari ad andare a cliccare su questo link per vedere di cosa si tratta. Bene, io prima di concludere volevo chiedere se per caso ci fosse qualche domanda da parte di qualcuno che sta ascoltando. Ecco, per esempio, la poetessa Arcangela Rizzo ci ricorda che per quanto riguarda la lingua siciliana purtroppo c'è l'associazione spesso alla mafia, che è anche una cosa, per carità, che ci può anche stare, se non fosse che sempre viene associata alla mafia, ma la cosa più grave è che ci sono stati addirittura dei cartoni animati, ricordo, in cui non si parlava di mafia, però c'erano dei delinquenti e il doppiaggio veniva fatto con accento siciliano. Non capiamo il perché non erano dei mafiosi. Esattamente, è venuto anche con alcuni cartoni animati e doppiaggi in napoletano, per esempio, dove anche gli animaletti, che l'unico animaletto truffaldino aveva accento napoletano, oppure il commissario Winchester che c'ha l'accento napoletano. Sono dei Simpson, quindi purtroppo è questo il problema. Ma ripeto, se mi permetti, io voglio sottolineare questo. A parte diciamo, la strumentalizzazione e quindi il cosiddetto, posso dire, la limitazione, la mitizzazione del male, quindi come valore, quindi la lingua del male, come può essere quella del gomorrese, attenzione, io quello che vorrei dire, quello potrebbe essere, come nel vostro caso, ciò di cui mi stai dicendo, io vorrei porre l'attenzione su un pericolo ancora più grande, cioè quello dei falsi profeti, cioè quelli che si ergono a difensori dell'identità, ma dietro di loro ci sono dei carrozzoni, magari anche politici, per cui cercano di edulcorare, mistificare, manipolare la cosiddetta Napoli Bella. Ma Napoli Bella quale? Qual è la Napoli Bella? E la Napoli Bella è quella dove i napoletani, faccio un esempio, poi veramente cerco di concludere, perché cerco sempre di fare esempi concreti. C'è un'altra fiction, per esempio, che va in giro, insomma, in onda da quasi, non so, da 20 anni, che insomma è girata a Napoli tutte le sere. E ovviamente i personaggi che hanno un accento anche marcato, ma anche molto, molto stupido, napoletano, sono personaggi che fanno ridere o sono camorristi. C'è il peggio, l'esempio dell'edulcorazione. Mio fratello una volta mi ha fatto notare, vedi Massimiliano, c'è quel personaggio positivo che sta parlando in napoletano, guarda, sei contento? Ma che devo essere contento? Il personaggio è positivo, ma sta utilizzando la lingua napoletana per offendere il padre che ha ucciso la madre. Attenzione, c'è molto di peggio di quello che diceva la poetessa, c'è l'edulcorazione. Questa gente qua è gente, non voglio richiamare le parole del grande Falcone, ma sono delle menti molto raffinatissime e giocano anche con la nostra lingua. Mi fermo. Ma io direi di chiudere qui, proprio riflettendo su questo aspetto, che è un uso strumentale della lingua. Abbiamo iniziato a parlare delle nostre lingue, abbiamo iniziato a parlare anche di diritti dei popoli a poter esprimersi nella propria lingua madre, e abbiamo chiuso con una tematica molto molto importante, che riguarda anche la strumentalizzazione di una lingua, usare una lingua soltanto in determinati casi, soltanto associandola a determinate situazioni e a determinati soggetti che hanno delle caratteristiche negative, e quindi associare la negatività anche alla lingua. E
in quanto identità di un popolo anche al popolo tutto. Quindi sono degli aspetti molto molto complessi, che vanno al confine del solo aspetto linguistico per riguardare anche tanti altri campi. Ecco, vedete quanto è importante la lingua. La lingua non è un mero codice di espressione, una lingua non vale un'altra. Chi pensa che magari per semplificare le cose possiamo tutti quanti parlare un'unica lingua, credo che non ha chiaro l'importanza della lingua, quanto sia importante una lingua per la propria identità. E far morire la propria lingua significa far morire non solo un pezzo della cultura di tutta l'umanità, ma significa anche far morire la propria cultura, la propria identità. Ecco, io direi che possiamo concludere qui. Abbiamo sforato l'ora che ci eravamo prefissati, ma credo che abbiamo parlato di cose molto molto interessanti. Io ringrazio Massimiliano Verde, presidente dell'Accademia Napoletana, e spero in un futuro di poterlo riavere, come già era successo nel passato. Noi abbiamo un ottimo rapporto, abbiamo delle problematiche in comune e ci ritroviamo spesso a essere d'accordo su tante cose. Io avviso chi ci sta ascoltando in diretta o chi ci sentirà poi in registrato vedendo il video sulla pagina dell'Accademia della Lingua Siciliana, che ci saranno altre dirette nei prossimi giorni, quindi seguiteci nella pagina, daremo annuncio con post sulle prossime dirette che faremo, che speriamo possano trovare il vostro consenso e il vostro interesse. Grazie ancora a Massimiliano Verde e grazie a tutti quanti ci hanno ascoltato. Auguriamo a tutti una buona serata. Ciao, salvo buona e sto a vostra disposizione. Ciao. Ciao Massimo.